Buonasera e benvenuti al TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Uno studente 17enne di Adrano muore durante un viaggio di istruzione a Firenze per un malore improvviso. Il sindaco senza parole davanti a queste terribili tragedie. Dolore e rabbia in via Marturano a Palermo dopo l'incidente sul lavoro che è costato la vita a 2 operai. Sul posto i familiari che dicono non si può morire così. Entrambe le vittime lasciano moglie e figli. Il magistrato di Cassazione Giordano: questo duplice operaicidio ferisce la dignità di chi lavora. Per la guerra in Medio Oriente comincia a scarseggiare il cherosene, voli a rischio da giugno. Negli aeroporti siciliani al momento situazione sotto controllo, ma la preoccupazione non manca. Sigonella, centinaia di partecipanti alla manifestazione per dire no alla Sicilia base logistica della guerra in Medio Oriente. Lo slogan: siamo una terra di pace. Il ricordo di Mario Francese e Pippo Fava con gli studenti dei licei di Siracusa a parlare dei 2 giornalisti originari di questa zona della Sicilia uccisi dalla mafia, i figli che hanno visto e apprezzato i cortometraggi realizzati dai giovani. Catania, padre Stefan, congolese, parroco al Fortino, progetta un murales che vuol dipingere con le sue mani. Un quartiere difficile? No, dice soltanto diverso. E poi il calcio, pari amaro a Frosinone per il Palermo, finisce 1-1 per i rosanero che restano 4 punti dal secondo posto, diminuiscono le possibilità di promozione diretta. In Serie C il Catania atteso dalla sfida cruciale di lunedì a Crotone, Viali in cerca di equilibrio dopo un avvio in panchina tra luci e ombre. Il tecnico rossazzurro in conferenza stampa: abbiamo imparato dalla sconfitta. Dunque, bentrovati. Stava facendo un giro su una bici elettrica lo studente di 17 anni di Adrano morto in gita scolastica a Firenze. Il giovane avrebbe perso i sensi senza più riprendersi. Il sindaco senza parole davanti a queste terribili tragedie. Il servizio di Orazio Longo. Un vuoto incolmabile tra i banchi della nostra scuola, le parole di studenti, docenti, personale e dirigente dell'Istituto Tecnico Branchina di Adrano in un comunicato fisso sulla home page del sito dell'istituto. Un modo per stringersi al dolore della famiglia di Gerlando Falzone, il 17enne di Adrano, nel catanese scomparso durante un viaggio di istruzione a Firenze. Quello che era stato organizzato per le classi quinte dell'istituto doveva essere un momento di gioia, di condivisione, di cultura e di allegria, invece il dramma ha colpito Gerlando. Un malore improvviso, a quanto sembrerebbe il corpo che si accascia a terra, un fulmineo arresto cardiaco, i soccorsi rivelatisi inutili. Increduli e sgomenti i compagni di classe e i docenti accompagnatori. Gerlando era il nipote omonimo dell'appuntato di pubblica sicurezza eroe che nel 1968 morì dopo essere stato colpito da una fucilata nel tentativo di disarmare un uomo che si era barricato in casa dopo aver sparato a una persona. Si rimane senza parole e basiti davanti a queste terribili notizie. Il commento pubblicato sui social dal sindaco di Adrano Fabio Mancuso: un giovane pieno di vita ci lascia nel momento migliore della sua giovinezza. Dolore e rabbia in via Marturano a Palermo dopo l'incidente sul lavoro che è costato la vita a 2 operai. Sul posto i familiari che dicono non si può morire così. Entrambe le vittime lasciano mogli e figli. Marco Gullà. Come sappiamo tutti, come sanno tutti, una brava persona, lavoratore, portava pane a casa, purtroppo. In via Marturano, teatro di tragedia, lacrime e rabbia. C'è ancora a terra il cappellino dell'operaio rumeno Dani Lucetiberi Micai, morto ieri assieme al collega tunisino Nayai Jaleledin. Entrambi lasciano mogli e figli. L'operaio tunisino, caduto assieme al collega dal cestello di una gru mentre lavorava per la ristrutturazione di un balcone in questo palazzo, lascia moglie e 2 bambine di 7 e 3 anni. Per sostenere la famiglia della vittima e i genitori dei compagni di classe della minore delle 2 bambine stanno organizzando una raccolta fondi. La Ediltech Costruzioni SRL, che aveva l'appalto per la ristrutturazione di un balcone all'ultimo piano, non era registrata tra le imprese edili né figurava nella lista delle artigiane. Per la cassa edile, invece, i 2 operai erano perfetti sconosciuti, nessuna traccia di loro all'anagrafe. Questa mattina, sul luogo della tragedia, la moglie e sorella dell'operaio rumeno sono arrabbiate e ripetono continuamente: non si può morire così, e sostengono che il familiare non lavorava in nero. Il mio fratello non era in nero. Ah, ok.
Intanto gli investigatori hanno recuperato il cellulare di uno degli operai, trovato sulla pensilina di un gommista dove è precipitato il cestello. Lo smartphone sarà analizzato per ricostruire gli ultimi momenti prima dell'incidente. L'area resta sotto sequestro e la strada è ancora chiusa. Nei prossimi giorni saranno effettuate le perizie sulla gru, che non verrà spostata fino alla conclusione degli accertamenti. E la Sicilia maglia nera per i morti sul lavoro, già 13 vittime quest'anno, 94 nel 2025. Il magistrato di Cassazione Giordano, questo duplice operaicidio ferisce la dignità di chi lavora. Sentiamolo. Il duplice operaicidio di Palermo dimostra in modo drammatico ancora una volta che il lavoro insicuro e il lavoro nero spesso coincidono e uccidono. La Sicilia purtroppo è una delle regioni che ha il più alto tasso di lavoro illegale in Italia e ciò agevola non soltanto un senso di immunità nel mondo del lavoro, ma anche una arroganza da parte di alcuni datori di lavoro senza scrupoli ai danni di chi ha bisogno di lavorare. È il momento di una reazione chiara, netta, di contrasto al lavoro illegale, perché dove c'è lavoro nero, dove c'è lavoro insicuro, viene ferita la dignità di chi esce di casa per andare a lavorare e poi non vi ritorna più. Guerra in Medio Oriente, il cherosene comincia a scarseggiare, la programmazione delle compagnie aeree, soprattutto per l'alta stagione turistica della prossima estate, è a rischio. Negli aeroporti siciliani al momento la situazione è sotto controllo, ma per i prossimi mesi c'è preoccupazione. Emanuela Corsi. Le riserve di cherosene stanno scarseggiando e il trasporto aereo rischia un brusco stop. Tra 3 settimane gli aerei potrebbero rimanere a terra se la situazione in Medio Oriente non cambia e lo stretto di Hormuz non riapre. È l'allarme lanciato dal direttore generale di Airports Council International Europe in una lettera inviata ai commissari UE dei trasporti e dell'energia. Gli aeroporti dell'isola continuano a reggere, ma alcune compagnie aeree stanno valutando già tagli e riduzioni. La situazione negli scali di Catania e Comiso è analoga a quella di tutti gli altri aeroporti. Abbiamo una situazione di relativa serenità in relazione a quelle che è la disponibilità di carburante, ma non sappiamo cosa accadrà perché ovviamente non dipende da noi, ma dipende dalla diplomazia che speriamo sappia fare il proprio lavoro. Mentre prendono il via i negoziati tra Stati Uniti e Iran, gli effetti delle tensioni in Medio Oriente rischiano di ripercuotersi anche sulle vacanze estive, con i prezzi dei biglietti che potrebbero lievitare ulteriormente e il rischio di vedere cancellato il proprio volo. Quello che è giusto oggi potrebbe essere superato domani. Sin da ora mi sento di dire tuttavia che la soluzione non può essere la stipula di un contratto assicurativo collegato al volo, perché bisogna capire cosa viene coperto con la polizza che si va a stipulare. Il consumatore rischia di passare dal danno alla beffa. Tra l'altro è inutile fare la polizza per il rimborso del biglietto perché quello già lo garantisce il regolamento comunitario. La Procura di Caltagirone nel Catanese ha chiesto il rinvio a giudizio per una ventina di indagati accusati di maltrattamenti e lesioni gravi ad anziani e disabili psichici, ospiti in una struttura privata. Coinvolti l'imprenditore Pietro Biondo, all'epoca dei fatti titolare delle strutture in provincia di Caltanissetta, e operatori. Sicilia, terra di pace, in centinaia in marcia per dire no alla guerra e chiedere la smilitarizzazione della base americana di Sigonella. I manifestanti, i conflitti portano solo morte, la pace è l'unica soluzione per lo sviluppo. Il servizio di Tonino De Mano. Siamo qui a gridare forte il nostro sì alla pace e un grande no alla guerra. Sì alla pace, no alla Sicilia come base logistica per colpire i popoli del Medio Oriente. Smilitarizziamo Sigonella. E proprio davanti alla base NATO di Sigonella si sono ritrovati in centinaia per ribadire il no alla guerra e al genocidio in Palestina. Slogan, striscioni e bandiere per dare un segnale forte affinché dalla Sicilia non partano droni o aerei d'attacco per colpire altri popoli. Era doveroso essere qui per testimoniare il
il desiderio di pace della comunità a Caltagirone che orgogliosamente rappresento. E le nostre comunità richiedono questo impegno nostro dei sindaci per spingere un movimento per la pace. Che differenza c'è tra un bambino di Militello Val di Catania e uno dell'Iran? Non c'è nessuna differenza, sono entrambi bambini, solo che uno è sotto probabilmente le macerie determinate da una bomba. Sventolano le bandiere multicolore della pace a guidare il corteo la CGIL. È grave il silenzio del governo regionale che addirittura nella riprogrammazione dei fondi strutturali mette soldi per le infrastrutture militari, non invece per scuola, sanità, infrastrutture civili. Ma c'è una guerra in diretta e colpisce anche la Sicilia, la cui fragile economia vacilla sotto i colpi del caro carburanti. La Sicilia già sta pagando dazio e mi riferisco al caro carburanti. Lei intravede l'ombra della speculazione? Intravedo non solo l'ombra della speculazione, ma intravedo il fatto che nel corso dei mesi questi prezzi potrebbero purtroppo aumentare. La pace è l'unico presupposto per lo sviluppo perché, è stato detto, la Sicilia è terra di pace. La Sicilia lancia incentivi per ripopolare i borghi, fino al 60% di IRPEF rimborsata a chi si trasferisce e investe in un immobile, misura valida fino al 2028 per attrarre nuovi residenti e lavoro. Emanuela Corsi. Giovani che emigrano, paesi che si svuotano, borghi che diventano fantasma. La Sicilia prova a ripopolare i suoi territori, soprattutto nell'entroterra, e ad attrarre nuovo capitale umano. E lo fa con il più potente degli incentivi, il taglio delle tasse. Tutti coloro i quali si stabiliranno nell'isola, trasferendo il proprio domicilio fiscale in un comune siciliano, otterranno un rimborso dell'IRPEF del 50% fino al 2028. Incentivo che sale al 60% per i comuni con meno di 5.000 abitanti. A stabilirlo il decreto dell'assessore all'economia Dagnino, approvato dalla giunta regionale in attuazione di una norma dell'ultima legge di stabilità. Per accedere alla misura non basta trasferire la residenza, ma produrre reddito e soprattutto acquistare o ristrutturare un immobile sul territorio. La residenza in Sicilia dovrà essere mantenuta almeno fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello del trasferimento, ma entro i 100.000 euro l'anno per ciascuno dei 3 anni di durata dell'intervento. La misura non convince tutti. Se da un lato c'è una convenienza economica, dall'altro ci si chiede se l'isola ha la capacità di trattenere i nuovi residenti per i servizi, le infrastrutture e le prospettive occupazionali. In poche parole, in termini di qualità della vita. Il ricordo di Mario Francese e Pippo Fava con gli studenti dei licei di Siracusa. A parlare dei 2 giornalisti originari di questa zona della Sicilia sono stati i figli, che hanno anche visto e apprezzato i cortometraggi realizzati dai giovani. Francesca Loi. Ci sono uomini che non possono essere dimenticati, come Mario Francese e Pippo Fava, 2 giornalisti, entrambi di origine siracusana, che hanno fatto del loro lavoro una missione di vita, una battaglia contro la mafia che poi li ha uccisi. Ma il loro ricordo non muore mai e passa anche attraverso i ragazzi. Sono caduti, interpretando il loro mestiere con assoluta normalità. La normalità dell'essere giornalista in Sicilia, che vuol dire raccontare senza rimozioni. Rappresentano non solo degli esempi positivi di cui andare fieri, ma anche un mondo di valori che si stanno perdendo. Nel salone Borsellino di Palazzo Vermexio ci sono gli studenti di diversi licei siracusani, occhi e orecchi diretti verso Giulio Francese e Claudio Fava, che come i loro padri hanno scelto la strada del giornalismo. Si sta facendo un'enorme confusione sul problema della mafia. Abbiamo assistito alla proiezione di questi cortometraggi realizzati dai nostri studenti e devo dire che, al di là dei ovviamente limiti relativi agli strumenti che hanno utilizzato, ovviamente degli strumenti casalinghi, però quello che è importante è il messaggio e soprattutto lo studio che hanno dovuto fare. E nei prossimi giorni sarà ricordato un altro figlio di Sicilia, Andrea Camilleri. E poi tutto quello che... E adesso andiamo a Catania. Vorrebbe un murales colorato lungo la parete dell'oratorio, che ha imbiancato con le sue stesse mani. Lui è padre Stefan, congolese, parroco al Fortino. Un quartiere difficile? No, dice, soltanto diverso. Il servizio di Lorena Dolci. Mi date un passaggio a Picceriti? No, passaggio? Certo! Dove? Ma chi vi ha comprato questo motorino? Nessuno.
Quanti anni avete? Io 10. Sì, 10, tu ce ne 7. Quanti anni ha? Pure io 7, lui 7. Questi bambini quant'è che capiranno cosa significa un sacrificio, cosa significa una povertà? Da 11 anni padre Stefano, originario della Repubblica del Congo, è il parroco di Santa Lucia al Fortino, Upassareddu, rione del quartiere San Cristoforo a Catania. È un quartiere difficile. Non direi difficile perché il difficile è dappertutto. Tutto il quartiere è un mondo a sé con le sue realtà, anche le sue diversità. Diversità vuol dire anche dispersione scolastica, povertà, solitudini. Ai bimbi e ai parrocchiani padre Stefano insegna il rispetto che parte anche dalla cura dell'ambiente. Con le sue stesse mani ha imbiancato il muro dell'oratorio. Qui vorrebbe adesso vedere un bel murales con scene bibliche e non solo. E anche le figure per noi care della nostra devozione, la figura di Sant'Agata, Santa Lucia, che ispirano anche la nostra gioventù. Questo assomiglia a me, così un niuro non tinge, come avete visto ci sono i capelli niuri, altri colori che fanno proprio l'unità, no? Noi siamo qui, diversi colori che fanno la bellezza della convivenza. Nell'oratorio c'è il doposcuola, un teatrino e un campetto. Li togliamo dalle strade e li portiamo qua a giocare con noi. Adesso una pausa, tra poco è il momento del calcio, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, pari amaro per il Palermo sul campo del Frosinone, finisce 1-1 al gol di Calò, risponde Ranocchia. Rosanero che restano a 4 punti dal secondo posto. Marco Gullà. Il Palermo non passa allo stirpe e probabilmente dice addio alle residue speranze di promozione diretta. A Frosinone finisce 1-1 nell'anticipo. Ai rosanero occorreva vincere per portarsi almeno uno dai ciociari secondi in classifica. I punti di distanza restano invece 4 a 4 giornate dalla fine e il Palermo adesso deve certamente pensare ai playoff. Una grande prestazione quella della formazione di Inzaghi che per occasioni e gioco avrebbe certamente meritato la vittoria, ma il gol beffa di Calò su punizione nella ripresa stava addirittura per regalare la vittoria ai laziali. Poi ad un minuto dalla fine il pareggio di Ranocchia su assist di Poyampalo. Il Palermo ha tenuto con il guinzaglio il Frosinone per varie fasi del match e soprattutto nel primo tempo. Tante occasioni costruite ma nessuna capitalizzata. Rui Modesto ha l'occasione migliore nei primi minuti, la palla sfiora l'angolino. Poi Ranocchia dalla distanza, gran tiro e risposta del portiere ciociario. Ma la chance più importante del primo tempo arriva sui piedi di Poyampalo, clamoroso pasticcio tra Monterisi e Palmisani, ne approfitta il finlandese che prova lo scavetto a porta quasi sguarnita. Il pallone colpisce il palo e danza sulla linea senza entrare. Ripresa, il Palermo spinge ancora ma il gol non arriva. Al 67esimo gran palla di Augello per l'inserimento di Segre, il numero 8 colpisce di testa ma manda alto sopra la traversa. Rosanero che non approfittano delle ripartenze e allora al 75esimo arriva la magistrale punizione di Calò, 1-0, qualche colpa di Gomis, se sbagli paghi. Ad un minuto dal 90esimo però Poyampalo fa assist per Ranocchia che trova un gran gol, la rete del pareggio che però non permette al Palermo di fare il salto di qualità in classifica, resta tutto com'è. Probabilmente se i rosanero vorranno andare in Serie A dovranno giocarsi tutte le loro carte ai playoff. Adesso il Catania, dopo aver raccolto 4 punti nelle prime 3 partite, Viali è chiamato a regalare certezze al gruppo e ai tifosi. Il tecnico ha parlato prima del match con il Crotone, eccolo nel servizio di Marco Carli. Equilibrio e certezze, le parole che hanno caratterizzato la settimana del Catania. Viali le cerca entrambe, l'equilibrio fra la fase offensiva e quella difensiva, le certezze dopo 3 partite che hanno detto tutto e il contrario di tutto, con una vittoria, un pari e una sconfitta. Il calendario mette di fronte il Crotone, squadra solida e scorbutica, ma bisogna blindare il secondo posto. Ho imparato di più dalla sconfitta di Picerno e da questa settimana con cui ho condiviso con i miei calciatori questa sconfitta che nelle prime due settimane da quando sono qui.
Quindi abbiamo le idee sempre più chiare, siamo convinti di quello che vogliamo fare. Auti, Menez e Casasola per squalifica. Forte vuole riprendere a dare il suo contributo in campo. Pronto Cicerelli ad aumentare il minutaggio. Sull'ipotesi di ritorno alla retroguardia 3, Viali ammette che la squadra aveva la migliore fase difensiva del campionato, ma dice i gol subiti col Picerno non sono dipesi dal sistema. Al di là di tutto, serviranno mentalità e coraggio. Credo che sotto questo punto di vista possiamo crescere moltissimo in mentalità. Che mentalità vincente non vuol dire che chi vince è una mentalità vincente e chi perde no. Mentalità vincente vuol dire come si affrontano le partite, con quale coraggio. Crotone-Catania sarà seguita da Telecolor con diretta stadio, collegamenti dallo Scida a partire dalle 20 di lunedì, commenti da studio e al termine le interviste in anteprima. Ultime speranze di salvezza per Siracusa e Trapani, impegnate domani rispettivamente a Foggia e al Provinciale contro la Salernitana. Sergio Colosi. Disperazione, timide speranze è l'unico obiettivo della vittoria. C'è tutto questo in Foggia Siracusa e Trapani Salernitana, ultima chiamata per alimentare la speranza dei play-out e dare un senso alle prossime 2 giornate. Chi sta davanti corre, pareggi e belle prestazioni non contano più, servono vittorie una dopo l'altra. Allo Zaccheria spareggiò salvezza tra 2 squadre divise da 3 lunghezze, con il Siracusa anche a rischio fallimento. Turati per l'aggancio in classifica ha preparato una partita d'attacco. Il modulo sarà sempre il 4-2-3-1 con una mentalità ancora più spregiudicata del solito, richiesta maggiore attenzione nella fase difensiva che ha fatto perdere tanti punti nel cammino azzurro, gli ultimi 2 con l'Atalanta Under 23. A centrocampo Riccardi favorito su Limonelli con Frisenna trequartista e Arditi in attacco. All'ultimo posto in classifica c'è anche il Trapani che ospita al Provinciale gli ex Faggiano e Cosmi, il tecnico che con i Granata sfiorò la Serie A. Oggi i tempi sono diversi, la Salernitana è scivolata al 5° posto, senza gli squalificati Tascone, Scic e Molina, cerca la rimonta fino al 3° in vista dei play-off. Trapani all'assalto per i 3 punti con l'attaccante Stauschuk, preferito a Battimelli. Una pausa brevissima, tra poco con altri aggiornamenti. Chiudiamo con una notizia: Gela, agenti della polizia municipale sono stati aggrediti e colpiti con oggetti lanciati dal balcone di un'abitazione mentre sequestravano masserizie e spazzatura abbandonate sulla strada. Arrestate 2 persone per l'aggressione. Con questo è tutto, grazie per averci seguito e buona serata.